ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici a casa, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme idee e persone. Come al solito, ogni mercoledì e giovedì siamo presenti qui in diretta dagli studi di Canale Italia a Rubano. Sono le 21:02, mi pare, ecco qua, adesso 21:02, in diretta appunto, non solo sul canale 15 che copre tutto il Veneto, ma anche su Facebook e su YouTube in contemporanea. Ecco qua, adesso la nostra regia ci ha fatto vedere il tutorial, quindi basta andare sulla pagina Insieme idee e persone TV, che è il nostro contenitore dove facciamo commodiare tutte le nostre iniziative editoriali, andare sulla diretta, eccola qua, guardate c'è questa finestra grigia e compare magicamente quello, basta cliccare, dopo qualche secondo c'è la diretta, quindi quello che succede qui in studio è esattamente uguale, c'è uno sfasamento di 15-20 secondi. Ecco, fra l'altro occorre dire che siamo anche dall'inizio dell'anno su YouTube. Un'occasione in più per chi magari, una volta dicevo se siete fuori a fare la pizza, ma adesso ormai può essere considerato una provocazione, comunque se non siete a casa, siete a portare fuori i cani, a fare un po' di sana attività sportiva nella vicinanza della vostra abitazione, potete anche guardare su YouTube quello che facciamo qui in questa ora e mezzo. Ovviamente lo sapete, un salotto di confronto di idee fra i vari personaggi del mondo politico, economico e sociale. Gli argomenti di oggi, prego la regia di mandare queste belle foto che abbiamo fatto, quindi sicuramente parleremo di vaccini. Sono tanto, ecco qua, arriva il passaporto vaccinale, punto di domanda, 3 alternative per salvare l'estate, la Cina lancia il passaporto vaccinale, però lì la democrazia mi pare che è una parola ancora lungi dall'essere garantista. La Gran Bretagna evita di andare all'estero, multe da 5.000 euro, da 5.000 sterline a chi trasgredisce, eccetera, eccetera. Quindi parleremo di questo vaccino, cioè passaporto vaccinale, pardon, si conviene, non conviene farlo, e poi subito dopo ovviamente il decreto ristori che ha scontentato tutti, ci sono quasi 400-450 miliardi di fatturato in meno fatto sul turismo, su tutti quelli che riguardano la ristorazione, il settore della moda, calzature e chi ne ha più ne metta, però a fronte di questo le aziende hanno ricevuto soltanto 30 miliardi di ristori parcellizzati, quindi briciole, quindi gli imprenditori sono scontenti. Fra l'altro, lo sapete, io mi batto da parecchio tempo, mi batto in questo senso, non capisco perché gli imprenditori debbano essere gli unici a pagare di tasca propria diciamo, le conseguenze del Covid, quindi anche di questo parleremo. Ecco, vi svelo subito chi sono gli ospiti. Qui abbiamo ovviamente degli ospiti studio e degli ospiti collegati via Skype. Allora, vado subito a presentarvi Emanuele Pasquali, che è consigliere comunale a Cavarzere, residente cittadina della provincia di Venezia. Assolutamente. Lei è anche funzionario al turismo per il comune di Chioggia, sempre Venezia, quindi Forza Italia. Benvenuto. Grazie. Poi abbiamo Vincenzo Forte, membro dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, sezione di Vicenza. Buonasera a tutti. Benvenuto. Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, provincia di Padova, segretario regionale del Partito Socialista Italiano, PSI. Buonasera Vincenzo e buonasera a tutti i telespettatori. Benvenuto. Poi invece il collegamento Skype, ecco qui abbiamo, bentornata Alessandra Taverna, per il momento l'unica donna presente oggi come ospite, Partito Democratico Venezia, bentornata. Buonasera. 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 Ecco, poi invece abbiamo Marco Andreoli, che è consigliere regionale Veneto, presidente della terza commissione, ingegnere, della Lega ovviamente, viene da Verona. Benvenuto Andreoli.
Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ecco, poi siamo in attesa di altri ospiti, ma non vi diciamo per il momento nulla. Ecco, non mi resta, ecco, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa a un momento di, ecco, ve l'ho sempre detto, non dovete essere per fare per forza la domanda super stratosferica, quella da manuale, domande anche semplici, ma più che altro riflessioni. Se avete qualche idea, se vi piace qualche argomento in particolare, volete condividerlo con noi, fatelo, perché questo è un salotto non per noi, non solo per noi stessi, ma specialmente per voi a casa. Quindi qualunque confronto è ben gradito. Non mi resta che dire sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Bene, eccoci di nuovo in diretta, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Allora, Mortandello, lei come sindaco e anche visto che comunque i sindaci sono sempre stati in questo particolare momento, anche da marzo, ovviamente circa un anno, visto che siamo, fra virgolette, in pandemia da un anno, la prima linea delle applicazioni delle regole un po' teoriche preparate da Roma. Lei il passaporto vaccinale, se lo farebbe sì o no, e come la vede? Cioè, può essere discriminatorio secondo il suo punto di vista? Allora, da un punto di vista legale normativo, sicuramente il passaporto vaccinale potrebbe andare incontro a delle criticità, appunto perché i vaccini, non essendo obbligatori, di fatto discriminano chi decide di non farli. Io sarei detto internos per l'obbligatorietà del vaccino, perché viva Dio, o si fa fronte seriamente a questa pandemia, oppure si scherza. No, non le dispiace se faccio un riferimento ai paesi dell'est dell'Unione Sovietica, no? Anche là erano tutti obbligatori. No, non me ne voglio, è una provocazione la mia. Assolutamente no. Serve quando io ho visto una percentuale di insegnanti che, con tutto l'aspetto mediatico dell'AstraZeneca, credo il 20% ha rifiutato di fare il vaccino, dobbiamo porci delle domande anche in termini comunicativi, perché se generiamo paura nelle persone corriamo il rischio di ottenere gli effetti opposti. Il passaporto vaccinale, a mio modo di vedere, può essere un'idea che, se ben strutturata, garantisce dei flussi turistici. È altrettanto vero che dal mio punto di vista bisognerebbe garantire i vaccini per gli operatori turistici. In questo senso nel nostro territorio, avendo anche interloquito con le associazioni degli albergatori, ci si è posti appunto la questione di tutelare tutte le persone, i lavoratori che lavorano negli alberghi, chi fa l'applicazione della fangoterapia, chi si occupa di inalazione, i camerieri. Quindi, se da un punto di vista di movimento delle persone il passaporto vaccinale potrebbe rappresentare una soluzione, è altrettanto vero che il motivo per cui una persona viaggia è anche il senso di libertà e il senso di sicurezza. Dobbiamo quindi, secondo me, affiancare anche queste motivazioni, perché dal mio punto di vista possiamo fare tutti i tipi di passaporto che vogliamo, ma se poi una persona, soprattutto chi proviene dall'estero, penso dai paesi Germania, Svizzera, Austria o dal Nord America, Nord Europa, se non ha determinate garanzie di sicurezza anche in termini sanitari, è poco propenso al viaggio e magari è più propenso a un aspetto turistico di prossimità. In questo senso, secondo me, il Veneto si potrà salvare solo con, chiamiamolo, un aspetto autarchico del turismo. E quindi qualche spiaggia buona ce l'abbiamo. I veneti dovrebbero riscoprire le bellezze venete, perché io credo che appunto queste motivazioni che spingono le persone al viaggio, finché non c'è una condizione globale, internazionale di sicurezza, possiamo fare tutti i passaporti che vogliamo, ma se uno non ha la spinta emotiva per viaggiare, credo insomma che non viaggi, e quindi corriamo il rischio di istituire alcuni aspetti amministrativi burocratici che poi si prestano anche a ipotetiche falsificazioni, perché insomma aspettiamoci di tutto, perché fatta la legge è trovato l'inganno. E sì, può essere una soluzione, però io credo che il vero deterrente per contrastare il Covid e quindi incentivare il viaggio siano delle altre sicurezze, soprattutto in termini
sanitari e di assistenza sanitaria. Su questo il Veneto sicuramente non è tra le peggiori regioni in Italia, però è altrettanto vero che la situazione è molto critica e non credo che un passaporto possa incentivare grandi flussi di turismo. Ecco, forte, prima Mortandello ha parlato di panico su certi argomenti legati all'AstraZeneca. Io invece dico panico o, faccio la domanda, panico o informazione? Perché poi alla fine qui qualcuno dice va bene, abbiamo esaltato troppo le caratteristiche negative di AstraZeneca, però c'è anche il dovere di informazione. Infatti l'America poi ha chiesto a AstraZeneca, scusa, come mai mi hai dato questi dati che sono vecchi di qualche mese fa? AstraZeneca ha detto ti stiamo aggiornando, quindi c'è qualcosa di farraginoso. Cioè, le faccio la domanda classica, stiamo facendo le cavie? Ci sia stato veramente un problema di comunicazione sulla questione vaccini e in particolar modo sulla questione AstraZeneca. Se vi ricordate, in una prima fase chiunque esponesse un legittimo dubbio non solo sull'efficacia ma anche magari sui possibili danni a lungo termine sui vaccini veniva trattato fondamentalmente come un criminale. Quindi questo già ha creato un problema nell'approccio della cittadinanza rispetto ai vaccini e quindi è passato in secondo piano la discussione vera, cioè sull'efficacia o meno come mezzo di contrasto alla diffusione del coronavirus dei vaccini, qualunque esso sia Pfizer, sia AstraZeneca o Moderna o Johnson & Johnson, che sembra debba arrivare a breve. Quindi si è spostata la discussione, come al solito, come avviene in Italia, in una sorta di tifo da stadio, nel quale c'era una fazione contrapposta ad un'altra, senza poi andare però al nocciolo della questione. Quindi io credo che il problema di comunicazione sia stato non tanto sulla corretta informazione, cosa che è doverosa e dovuta ai cittadini, e in questo caso è mancato il governo, che non è riuscito a parlare con una voce univoca e autorevole per quanto riguarda la gestione prima del piano vaccinale e poi appunto della sicurezza dei vaccini. Quindi non c'è una voce univoca, ma ci sono tanti esperti che si confrontano in televisione, professori che parlano di continuo e generano quindi anche caos, e il cittadino medio non riesce ad avere una fonte autorevole ed affidabile per quanto riguarda la questione vaccini, e quindi si è creato questo clima di caos che poi con le vicende di AstraZeneca, io credo che sia stato un bene poi bloccare per fare le adeguate verifiche per un certo periodo la somministrazione di quel vaccino. Oggi sembra, da quello che dice anche l'EMA, che non ci siano appunto effetti collaterali e non ci siano evidenze di appunto di connessione tra gli eventi che si sono verificati, diciamo nefasti, rispetto alla somministrazione del vaccino, anche perché i numeri ci dicono che la somministrazione è avvenuta in diverse milioni di dosi e i casi collegati magari per morte successiva al vaccino sono ridotti, e soprattutto sembra che non ci sia correlazione tra il prima e il dopo, e quindi da quel punto di vista bisognava gestire dal punto di vista comunicativo le cose in maniera migliore, cosa che non è avvenuta, e ci auguriamo appunto di vedere questa discontinuità tra il governo Conte e il governo Draghi anche in questo tema, perché sul piano vaccinale di Arcuri spero che venga archiviato, e con però mi le pare nuove, che poi qua i proclami nuove, continuano, i proclami modello però, Arcuri continuano, dobbiamo fare però 500.000 bisognava iniziare a mettere in sicurezza innanzitutto gli anziani e tutti i pazienti fragili, perché sono quelli che nel caso in cui dovessero contrarre il virus sono maggiormente esposti a rischi. Benissimo, salutiamo, grazie Forte, salutiamo il nuovo ospite, Cecellina mi pare Stoppato, eccolo qui, Stoppato, faccia un cenno, c'è? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, anche lei da vice coordinatore Lega Giovani Verona, capogruppo Lega San Giovanni Lopatoto, quindi anche il suo Marco Andreoli della stessa provincia di Verona. Ecco, Taverna, lei si è vaccinata? Siccome io lavoro all'università, mi sono vaccinata, sì, mi sono vaccinata con AstraZeneca proprio qualche giorno fa. Ecco, le faccio una domanda. Con qualche ovviamente timore rispetto alle informazioni che erano emerse. Ha però, dormito la notte prima di fare il vaccino? Sì, ho dormito prima, dopo, allora, ho avuto febbre, ma insomma niente di... Anche dopo, ho capito, va bene. Senta, allora le faccio questa domanda. Perché vaccinare lei e invece ci sono tanti ottantenni che invece rischiano di morire, perché come sapete l'età media, non ce l'ho con lei ovviamente, con lei personalmente,
il senso è lato. Perché vaccinare lei quando invece la mortalità riguarda gli ultra ottantenni e invece loro vengono, specialmente in qualche regione, completamente abbandonati a se stessi. Quindi si punta a vaccinare i responsabili amministrativi delle USL che non hanno contatti con i pazienti, con le forze dell'ordine, con i professori universitari che magari non vedono un alunno da chissà quanto tempo perché fanno tutto in DAD, e invece gli ottantenni che muoiono, invece loro non vengono vaccinati, oppure vengono vaccinati in ritardo. Me la dà una Allora, spiegazione? sì, sì, vi la do la spiegazione. Allora, secondo me sono due le cose da tenere in considerazione. Uno, e su questo sicuramente il vaccino AstraZeneca è stato diciamo, meno preciso, tra virgolette, rispetto agli altri, è che all'inizio, ricorderete tutti, il vaccino AstraZeneca era stato autorizzato per essere somministrato a quelli che avevano meno di 55 anni. Quindi in ogni caso quelle fiale, quando è stato definito il piano vaccinale, non potevano essere date agli ultraottantenni, e quindi questa è la prima questione. È stato poi autorizzato fino a 65 e adesso è autorizzato senza limiti di età, tanto è vero che in Veneto adesso lo stanno usando per gli ultraottantenni. Dopodiché però mi permetto di dire che il Veneto è particolarmente disorganizzato in questa campagna vaccinale, perché io faccio riferimento alla vicina, al Friuli Venezia Giulia, per esempio. Gli ottantenni nel Friuli Venezia Giulia hanno preso appuntamento per fare la vaccinazione in farmacia. Cioè non dovevano aspettare la letterina a casa, che molto spesso per il Veneto è arrivata dopo la data e l'ora di appuntamento concordata. Quindi non mescoliamo le due cose. Dopodiché sul discorso degli amministrativi io posso essere d'accordo con lei. È stata fatta una scelta, ma poteva esserne fatta un'altra sicuramente. Dopodiché, ripeto, la questione dell'età a cui doveva essere o poteva essere somministrato AstraZeneca, secondo me, ha particolarmente vincolato le scelte, almeno iniziali, ma anche il metodo di chiamata degli anziani. Per esempio, mia madre in Friuli Venezia Giulia ha già ricevuto la doppia dose di Pfizer una settimana fa. Ha scelto lei quando andare, è andata in farmacia e ha fatto tutto velocissimamente. Il Veneto ha fatto un'altra scelta, secondo me, almeno per questo aspetto, non efficiente. Ecco, va bene, ecco, su queste parole, allora, dottoressa Taverna, facciamo una riflessione, nel frattempo lanciamo la pubblicità e ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa e magari vuole fare una domanda o un approfondimento. Stiamo parlando di vaccini. Ovviamente io farò la domanda anche agli ospiti se sanno che il vaccino comunque non copre dal rischio di Covid, quindi bisogna continuare a usare la mascherina e quindi mi viene anche il dubbio se ha senso avere questo passaporto vaccinale, se poi comunque posso contrarre il Covid. Va bene, lo approfondiremo assieme, rimanete con noi. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet. Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione, è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, eccoci qua, ricordiamo chi siamo. Insieme Idee e Persone TV. Abbiamo creato questo contenitore nuovo. L'idea è nata proprio l'anno scorso, marzo-aprile, quando eravamo qua da soli con i collegamenti telefonici per dare informazioni, per continuare a fare il nostro dovere di dare appunto riscontri alle persone che ci ascoltavano da casa. Abbiamo creato questo contenitore nuovo dove buttiamo tutto quello che abbiamo fatto. E chiaramente adesso siamo limitati. Torneremo a fare reportage, torneremo a intervistare gli imprenditori all'esterno, torneremo a fare cultura e intervistare i politici e gli imprenditori e il mondo del sociale. È molto importante questa idea, abbiamo ancora tanta voglia di dare informazioni e di dire la nostra sul territorio. Informazione, cultura e ovviamente anche qualche condito da qualche spunto polemico che mi concedo ogni giorno per 5 minuti. Il nostro pezzo forte, insieme, Idee e Persone, talk show mercoledì e giovedì. Bene, allora Pasquale, abbiamo detto prima, abbiamo fatto questa riflessione, che alla fine qualcuno mi è venuto a dire, ma che mi faccio fare il vaccino se poi, comunque, come i vaccini, tutti i vaccini, anche quelli influenzali, non ti garantiscono l'immunità per sempre, e devo comunque continuare a usare mascherine, igienizzare, passare, io la butto sul drammatico, cambiare marciapiede quando vedo una persona, perché succede così oggi. C'è una strettoia, uno si ferma, siamo arrivati a questo paradosso, cioè abbiamo eliminato comunque tutti anche questi rapporti sociali. Sì, io mi immagino la nostra località Chioggia con il passaporto vaccinale. Ritengo che sia un'iniziativa un po' controversa, perché dare un pezzo di carta, dare un'attestazione ad un turista che arriva, ma se poi arriva straniero, dobbiamo tradurre questo passaporto vaccinale? Io dico che sono delle sabbie mobili dal punto di vista legislativo, questa iniziativa. Io invece dico, come ha detto Draghi oggi all'interno del discorso che ha fatto alla Camera, vacciniamo, vacciniamo, vacciniamo. I nostri imprenditori non vogliono sentire parlare di limitazioni, non vogliono sentire parlare di passaporti, non vogliono sentire parlare di scartoffie. Il primo ministro oggi ci ha detto una cosa importantissima, vacciniamo, ma soprattutto ha detto una cosa molto pratica. Ha detto, lasciamo stare i formalismi in questo momento. Non dobbiamo seguire una certa burocrazia, dobbiamo seguire una velocità e tutte quelle che sono le informative, tutti quelli che sono i momenti prima della vaccinazione, dobbiamo eliminarli perché siamo in un momento eccezionale. Dobbiamo ridare fiducia, a mio avviso, alle nostre categorie economiche, perché sono quelle che portano avanti questo Paese e portano avanti la nostra regione. Mi sa che il governo precedente però non è che fregasse più di tanto degli imprenditori.
il governo mi sembra precedente. stia Ora facendo la non so stessa voi, ma cosa. io grossi cambiamenti Perché non ne ho visti io. Sì? Mi scusi, c'è una sorpresa per lei. Una sorpresa per me addirittura. Sì. Ho vinto il Super Enalotto e non lo sapevo. Insieme a idee persone, eccoci qua, vi posso dire che oggi più che mai sono veramente indignato. Sigla. Stai serena. Amiche e specialmente amiche telespettatrici, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone. Milano, io mi sono segnato tutte le cose che lei avrebbe dovuto dire oggi, quindi non si preoccupi, anche lei parla. Arrivo. Non vedo Maragoni, è scappato. Dov'è Maragoni? Perché volevo fargli delle domande, ma regia è andato via il collegamento. Stai serena. Maragoni si addrizzi, faccia qualcosa per... Ecco qua, perché noi abbiamo già avuto un recordman del capovolto, lo sa, lei non lo sa Maragoni, però abbiamo avuto una persona che ha fatto di tutto per un quarto d'ora per uscire storto. Anche Salvini si è convertito all'europeismo spinto. Milanato, vedo che lei legge però copia da un foglio di carta. Scusi, interrompo, era stata una di quelle, mi dica la verità però. Voglio sapere la verità, lei è stata una di quelle che ha fatto le foto e poi ha messo guarda quanta gente, quanti assembramenti, oppure era contenta? No. Bigon, senta, mi dica in verità, risponda sinceramente alla domanda che le sto per fare. Cosa farà a Pasquetta? Tagliare un po' il cordone a questo governo Milanato. Qua dovrei mandarla via dalla trasmissione, però visto che mi sta simpatico lo lascio lo stesso. Mi sente Favero? Stai serena. Sentiamo, regia, stacchiamo l'audio, Favero ci sente lei? Mi sente. Deve attivare l'audio forse, Favero, perché altrimenti... Attivato. Mi sente? Ecco, sì, no, se no venivo io a Montebelluna ad attivarlo. Stai sereno? Milano, scusi, adesso che vengo da lei, dov'è il fogliettino? Ecco, lo sequestro, facciamo come a scuola, no, come a scuola, ecco qua, come a scuola, io le prendo, che se voglio vedere cosa c'è scritto. Va bene, grazie comunque del pensiero, no, sono imbarazzato, però ecco, sono le cose che ogni tanto mi concedo e avete fatto bene a recuperare tutti questi pezzi, è stata una gradita sorpresa, comunque grazie del pensiero, veramente grazie. Allora mi avete quasi fatto commuovere. Quindi riprendiamo il discorso su questo argomento, poi lo metteremo anche sui social e complimenti a una persona del mio staff che ha creato questo video perché è fatto veramente bene. Viste così quelle cose, io poi vedendole puntata per puntata non mi sarei mai immaginato di averle viste con quella sequenza, però forse ne ho fatto anche di peggio, di battute così, va bene. Torniamo al discorso nostro, cioè il turismo, comunque lei parlava di imprese, Pasquali, che evidentemente conosce bene perché è dirigente del turismo a Chioggia, quindi Chioggia è una città turistica dove il turismo evidentemente assolutamente. Oltre ovviamente salutiamo gli amici di Chioggia, abbiamo avuto anche altri esponenti politici recentemente di Chioggia, però effettivamente sembra che questo governo precedente sicuramente, ma questo governo l'attuale non è che abbia fatto chissà che cosa. Buongiorno si vede dal decreto sostegni. Sì, ecco, un buongiorno che nasce male. Scampi e liberi. Allora, il decreto sostegni nasce da un decreto ristori. Nasce da 32 miliardi che erano stati destinati dal governo precedente, che sono stati fermi 3 mesi. E la genesi la conosciamo benissimo. Sono stati fermi. Però vogliamo dire alle persone che il decreto sostegni si basa sulle perdite del 2020 e alla fine le imprese non avranno che tra l'1,7 e il 5% delle perdite dell'anno precedente? Non sono sostegni questi, è una presa in giro, è una beffa, perché la crisi derivante dal Covid è stata veramente lasciata tutta sulle spalle delle imprese e ancora oggi con queste zone rosse, colorate, arancioni, lockdown e quant'altro si continua in netta veramente prosecuzione rispetto a quanto fatto dal governo e dai governi Conte, quindi io questa netta discontinuità ancora non l'ho vista da parte del governo Draghi e se questo è il modo di operare mi preoccupa, ma io spero che il governo Draghi, essendo poi noi ovviamente all'opposizione, spero che il governo Draghi possa
operare e fare delle scelte che ci mettono nelle condizioni anche a noi di Fratelli d'Italia di dire complimenti, andiamo avanti, vi sosteniamo perché questo è un provvedimento che fa bene al Paese. Ma finora questi provvedimenti che fanno bene al Paese non li abbiamo visti. Abbiamo visto la chiusura delle scuole, abbiamo visto il decreto sostegni, abbiamo visto un'altra volta il ripiombare in zona rossa e non si sa fino a quando, senza una prospettiva. Abbiamo visto un piano vaccinale, quello di Arcuri, che speriamo venga archiviato e si operi finalmente per la gestione di un piano vaccinale che permetta di aumentare la quantità e la capacità di somministrazione di dosi sul territorio, magari sfruttando anche quella rete, come diceva prima la collega del PD, quella rete di farmacie, quindi quella rete territoriale che ci permette di arrivare in prossimità di praticamente ogni abitazione del nostro paese. Però speriamo che questo avvenga, perché al momento ancora non l'abbiamo visto. La questione delle scuole è stata imbarazzante, la gestione della Mi permetto di dire che scuole. questo è il primo passo. Il governo Draghi ha promesso che questo è il primo passo. Ogni mese ci sarà uno scostamento di 20 miliardi. Ce l'ha promesso. Ma non c'è tempo, non c'è Ci tempo, deve non c'è essere il non c'è tempo. Non c'è tempo di aspettare. Che rischia che l'ambulanza arriva quando il malato è già Voglio sentire morto Andreoli. dissanguato. Andreoli, rispetto agli argomenti che abbiamo discusso finora sulle imprese, eccetera, vuole dire mi dica la sua, che ho bisogno di un sostegno per le imprese. L'audio. Eccomi qua. Sì. Quello che mi sento di dire innanzitutto è già stato detto da chi ha parlato prima di me, i veneti vogliono fondamentalmente lavorare. A noi veneti non è che ci interessi più tanto dei sostegni, dei ristori, delle mance, ci interessa tornare a lavorare il prima possibile. Per farlo abbiamo bisogno fondamentalmente di vaccinare. Noi dobbiamo fare i conti con una scarsità di vaccini perché non sono arrivati quelli che ci sono stati promessi. Questo è il problema principale. Io guardo i numeri, diciamo, quello che è successo in Gran Bretagna, che abbiamo 28 milioni di persone vaccinate e l'altro ieri sono stati solo 17 morti, sono troppi anche 17, però rispetto ai numeri nostri, che ne contiamo 400-500 al giorno, 17 sono molti di meno. E poi il personale medico in Italia è da qualche settimana che è vaccinato e non si registrano più contagi. Io oggi ero all'ospedale di Negrara, dove vivo, che è un ospedale abbastanza famoso e importante, e parlavo con i dirigenti, mi hanno detto che non hanno avuto più un solo contagio. Stiamo parlando di una struttura che ha 2300 dipendenti. Questo mi fa pensare che i vaccini funzionano, piaccia o non piaccia, è quella la strada per uscirne il prima possibile. Il discorso sul passaporto, sugli altri strumenti per viaggiare, insomma, io credo che si dice sempre, no, che la libertà mia finisce quando comincia quella di qualcun altro. Io rispetto chi non intende vaccinarsi, nessuno intende costringere nessuno, però le persone insomma, dovrebbero essere anche disposte a sacrificare qualcosa fin tanto che siamo in questa La interrompo un situazione. attimo, Andreoli, che abbiamo una telefonata da casa, vediamo se magari vuole anche rispondere lei. Pronto, chi parla? Sì, buonasera direttore, a lei e ai suoi ospiti. Sono Grazie. Sebastiano D'Abano. Sì, prego. Niente, per quanto riguarda io dico, no, il governo ha promesso che entro l'estate vaccina tutti, però naturalmente non ha detto di quale anno, ha detto solo entro l'estate, ma non ha detto di quale anno, perché se continuiamo così ci vorranno 2 o 3 anni. Poi per quanto riguarda i ristori, lei sa benissimo, io lavoro in un hotel ad Abano, l'ultimo che ho avuto è stato a dicembre di 880 euro e siamo a marzo e ancora non è arrivato nulla. Quindi o arriva Draghi o arriva Conte, sono tutti bravi a parlare, chiacchierare, promettere e non mantenere. Va Ormai bene. sono deluso dalla politica. Grazie. Buonasera, scusate per lo sfogo, buonasera direttore. Grazie Sebastiano. È uno sfogo amaro di Sebastiano Andreoli, cioè, quindi in effetti quello che abbiamo detto, ho detto anch'io nelle mie rubriche, non vedo una discontinuità rispetto al governo Conte. Draghi doveva dare un segnale più forte, immediato, o almeno, cioè, io adesso lancio veramente tutto il mio sostegno, ufficialmente il mio sostegno al settore moda, che è ingiustificatamente sacrificato
l'unico, fra virgolette, a essere sacrificato totalmente, con una chiusura veramente coatta, usiamo questo termine, e tutto il mio sostegno al settore. Quindi, ovviamente, a tutti gli imprenditori, ma in particolare al settore moda. L'intrattenimento, sì, ma in particolare, voglio dire, oggi voglio parlare del settore moda. E quindi Sebastiano ha detto una cosa tragica, cioè queste cose effettivamente non sono evidenti. Gli imprenditori stanno pagando, e anche i dipendenti degli imprenditori sono gli unici che stanno pagando veramente il prezzo delle conseguenze di questa pandemia. Andreoli. Senz'altro, io mi rendo conto del problema. Mi tirano la giacca e mi parlano tantissimi imprenditori della mia zona. Purtroppo la coperta non è corta, è cortissima qui, perché rispetto al danno economico che questa pandemia ci sta infliggendo, qualunque bando, qualunque ristoro sarà per forza inadeguato. Sempre nell'attesa che arrivino questi famosi miliardi del Recovery Fund, noi come Regione abbiamo potuto fare quello che potevamo. Ricordo che il Veneto è l'unica regione d'Italia che non applica tasse, non applica, diciamo, maggiorazioni alle tasse, come ad esempio l'addizionale regionale, l'IRPEF che non incassa il Veneto ma va a Roma. Pertanto i bandi che possiamo fare noi sono nell'ordine di qualche decina di milioni. L'abbiamo fatti recentemente per alcune imprese, alcuni settori di impresa che sono rimasti chiusi per molto tempo, come quello degli eventi, degli spettacoli, il sport, il trasporto persone, gli ambulanti, però sono comunque poca cosa purtroppo. Noi abbiamo fatto questa scelta da più di 10 anni di lasciare quante più possibili risorse nelle tasche dei cittadini. Avremmo potuto e potremmo tassare ogni anno per circa 1 miliardo e quasi 200 milioni di euro, con i quali potremmo essere più efficaci e più di sostegno, però sono convinto che i nostri cittadini, i nostri imprenditori sappiano spendere meglio di noi, nonostante il Veneto sia una regione virtuosa, meglio di noi quei soldi che noi chiediamo. Sicuramente i decreti del Ministero che fa il governo non possono soddisfare mai nessuno, speriamo che ne arrivino degli altri, speriamo che arrivino i soldi del Recovery Fund. Noi siamo pronti, abbiamo fatto tutto un ciclo di audizioni con l'associazione di categoria, siamo pronti, che aspettiamo il colpo di pistola e cerchiamo poi di scaricarli a terra nel più veloce tempo possibile, perché qui ogni giorno che perdi, ogni settimana che passa, chiudono, non riapriranno più aziende che attualmente sono chiuse e se non arrivano i vaccini continuiamo a piangere. Bene. Taverna, senta, lei che il PD era al governo con Conte e si trova ovviamente anche adesso con il governo con Draghi. Lei vede un cambiamento, cioè secondo lei la prospettiva di un cambiamento, oppure secondo lei le cose andavano bene anche prima? Ma andavano bene, nel senso che in una situazione come questa dire che le cose vanno bene mi sembrerebbe un po' eccessivo e anche, insomma, no, parlavo di azione di governo. Poco rispettoso. No, parlavo di Per azione quanto di riguarda governo, l'azione ovviamente, di parlavo governo, di azione di governo, sì, dottoressa, certo. certo. Però per quanto riguarda l'azione di governo, non dico che noi ci aspettavamo che fosse così, ma era evidente che quello che stava facendo il governo Conte, con tutte le forzature, con tutti i limiti, sarebbe stato non molto diverso, o era non molto diverso da quello che avrebbe potuto essere con un'altra compagine governativa. E le vicende di queste ultime settimane lo stanno dimostrando. Come sempre, quando ci sono dei cambi, c'è un periodo di adattamento, c'è anche un entusiasmo diverso, magari anche nei corpi dello Stato, nei ministeri, eccetera, quindi c'è una specie di scatto di reni, però poi alla fine, come giustamente diceva Andreoli, la coperta è corta e lo sappiamo. Chi chiedeva a gran voce le aperture adesso si rende conto che i numeri della pandemia in Italia
dopo il picco di novembre non sono scesi come in altri paesi, perché noi non abbiamo chiuso come altri paesi, non stiamo facendo il lockdown che sta facendo la Germania, l'abbiamo ripreso solamente da 10 giorni, non abbiamo fatto il lockdown che ha fatto l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è vero che ha vaccinato, ma l'Inghilterra ha chiuso. Le scuole da dopo Natale hanno riaperto questa settimana. Allora bisogna essere chiari, bisogna essere corretti. Devo anche dire però che rispetto agli altri paesi, cosa che viene sempre un po' dimenticata, in Italia, l'Italia è l'unico paese in cui, a fronte del divieto di licenziamento, il costo per il personale viene sostenuto dallo Stato attraverso gli ammortizzatori sociali, sia la CIG che i vari fondi, sia la cassa Covid. E questa esperienza è un'esperienza unica in Europa, per cui se altri paesi hanno importi di ristori più alti, bisogna riconoscere che questi ristori devono coprire anche il costo del personale, che invece per la gran parte delle aziende che non lavorano in Italia e anche per una quota parte di quelle che lavorano è coperto dagli ammortizzatori. Cioè bisogna fare una valutazione complessiva, non si può ogni volta guardare quello che ci fa comodo. È uno sforzo grosso, io penso che l'ideale sarebbe che ogni mese questo decreto sostegni venisse emanato per aiutare ogni mese o almeno ogni bimestre gli imprenditori, le aziende, i lavoratori autonomi che sono in difficoltà con questo tipo di ristori, però certo lo scostamento di bilancio così forte ogni mese credo che sia praticamente impossibile. Ecco, va bene, Taverna, sì. devo anche precisarle che comunque la Merkel oggi, c'è notizia di oggi, non so se ha avuto l'opportunità di leggerlo, ha smentito se stessa e ha detto no, volevo dire lockdown, ma non voglio applicare lockdown perché ha ricevuto talmente tante proteste per cui il lockdown in Germania non si farà come aveva detto. E poi il lockdown in Germania comunque significa i cinema aperti, i teatri aperti, le chiese saranno aperte, quindi scusi. le chiese, l'ultimo lockdown tedesco, no, il lockdown attuale della Germania terrà aperto le chiese, perché sono stati i primi a protestare, sono stati proprio la chiesa, il culto della Pasqua, alcuni negozi saranno aperti a fasce e i cinema e i teatri continueranno a essere aperti, certi negozi sono chiusi, però non è la stessa cosa che avviene in Italia. Comunque la Merkel si è smentita, ha detto non voglio fare più il lockdown, mi scuso con i miei concittadini. Questa è la notizia di stamattina alle 10. Quindi, scusi, no, Taverna, sentiamo forte, per essere chiari e corretti, ma io non posso sentirmi dire da un esponente del PD, ma è chiaro che non sarebbe stato così diverso con un governo alternativo a quello di Conte, perché avete per mesi raccontato la favoletta che con Draghi sarebbe andato tutto bene, che sarebbe andato tutto meglio. Avete fatto digerire agli italiani l'ennesimo governo non votato, l'ennesimo governo tecnico, e la politica fondamentalmente ha abdicato al proprio ruolo, e stasera mi sento dire beh, ma si sa che c'è l'entusiasmo iniziale, ma poi non sarebbe cambiato molto. Questa cosa è di una gravità unica, e le soluzioni che sento dare, ma l'ha detto lei prima, ma era ovvio che non poteva essere totalmente diverso, avete litigato all'interno della compagine di governo, avete voluto sostituire Conte, è stato sostituito da un altro tecnico, non votato da nessuno, e ora mi venite a dire che questo governo sta zoppicando all'inizio perché è naturale, la coperta è corta, e quindi cosa volete che ci sia di tanto diverso rispetto al passato? Nel frattempo sentiamo imbarazzante questo atteggiamento. Sentiamo una telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto? Buonasera, sono pronto? Sì, chi parla? Ecco, sono Paolo, buonasera. Da dove? Da Verona. Prego. Una curiosità, allora noi ci dobbiamo vaccinare tutti, giusto? Sì, va bene. Allora tutti i clandestini che arrivano, che ci sono, come vengono vaccinati quelli? Va bene, grazie della... vabbè, è una riflessione, questa è una è un tema, dovremmo fare una puntata solo su questa cosa qua, Paolo, però è una riflessione comunque
qualcuno evidentemente non lo considera questo aspetto, evidentemente, non c'è un argomento. No, il PD è preoccupato dello Ius Soli ed è preoccupato delle guerre interne per le quote rosa nella direzione, ma per favore. No, senta, allora, per favore lo dice a sua sorella. Ma guarda, posso dirlo anche a mia sorella, ma lo dico anche a lei. Io intanto per favore lo dice sua sorella. Ancora, l'abbiamo capito, ma a chi devo dirlo? Stavo parlando a lei, quindi se non le sta bene. Lo dice sì, e infatti, però io non accetto questo tipo di affermazioni. Va bene, manteniamo un tono rispettoso. Io non accetto che continuate a prendere in giro gli italiani, a impedirgli di votare, a impedirgli di esprimersi. Il governo Draghi non l'abbiamo di certo voluto noi. Ah no, perché non l'avete sostenuto? No. Non l'avete sostenuto, non l'avete votato, non l'avete sostenuto. Adesso scopro anche questo, che il PD non vuole il governo Draghi. Questa è un'altra notizia stasera. Ma di cosa sta? Sì, ma, scusi, ma se lei parla... Ma scusate, ha detto lei non l'abbiamo voluto noi, però l'avete votato. Cioè, scusate, è una contraddizione in termini. Va bene? No, le sta dicendo lei, mi scusi, le sta dicendo lei, perché non mi può dire non abbiamo voluto il governo Draghi. Le sta dicendo lei, perché i fatti la smentiscono. Taverna, manteniamo un tono rispettoso. Ho capito, dice che dico stupidaggini quando lei dice cose fuori dalla realtà. Cioè, cosa posso manteniamo un tono rispettoso, Taverna, cioè evitiamo certi aggettivi. Mi scusi, ha detto imbarazzante, io dico stupidaggini. Tra dire stupidaggine e imbarazzante c'è una bella differenza. Manteniamo un tono rispettoso. Ah sì, è la stessa cosa, ok, secondo il suo vocabolario è la stessa cosa. Impari l'italiano. Ma guarda, l'italiano lo conosco bene, evidentemente se lei non conosce la differenza tra il termine imbarazzante, cioè che crea imbarazzo, e stupidaggini, va bene, allora lasciamo, Mortandello, comunque, no, lasciamo il discorso, Mortandello, però in effetti la Meloni è l'unico partito che ha l'opposizione, adesso questa mi pare una frangia di ultrasinistra che è rimasta fuori dalla compagine governativa. Comunque, che molto si assomiglia all'estrema destra. Vabbè, insomma, alla fine, sì, i due estremi, usiamo così, del governo, cioè dell'arco parlamentare, come si dice, sono fuori dal governo. Quindi, però, alla fine qui ci sono buttati tutti, solo che... insomma, dovrei argomentare in maniera molto approfondita. Allora, fondamentalmente, soprattutto da destra, nella prima fase della pandemia, io tante volte mi chiedo come i posteri rileggeranno questo periodo storico che è unico, insomma, credo verrà studiato. Abbiamo avuto una prima fase dove tutti coloro che comunque non erano al governo dicevano tutto il contrario di tutto. Un giorno apriamo, il giorno dopo chiudiamo. Proprio si rispecchiava nel dibattito politico il livello della classe politica che abbiamo eletto in Parlamento, anche perché quando mi si viene a dire che Conte non era eletto, che Draghi non era eletto, dimentichiamo che noi siamo una repubblica parlamentare, allora mi si deve dire chi è il Presidente del Consiglio eletto. Perché le elezioni che ci sono state... c'è anche lo scioglimento Scusa però, anticipato delle Camere, no, perché fa parlare un po' tutti, perché se no parli solo te, però mi perdoni, se ne esce con questa storia della Repubblica parlamentare, dai, fa su. parlare anche gli altri. Dai, su. No, il tema con della forze che si presentano in antitesi, forze che si presentano in antitesi, parliamo uno alla volta, con programmi totalmente diversi che poi governano assieme, ma cosa state poi dicendo? senza avere numeri, Ma con cosa bisogno state di altre forze dicendo? Forte, sentiamo Mortandello. È una repubblica parlamentare. Poi si chiedono perché Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi. Si chiedono perché Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi. Sentiamo Mortandello. Gli equilibri si trovano in Parlamento e bisogna essere responsabili, perché Fratelli d'Italia, a differenza di una destra che ha capito che bisogna avere tutti un senso di responsabilità per opportunismo politico, che è una presa in giro per gli italiani, per opportunismo politico preferisce stare Lasciamo la pubblicità. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Ecco, ringraziamo Insieme delle Persone TV, vi posso dire che il dibattito è continuato, ma adesso lo riprendiamo nel rispetto di tutti possibilmente. Allora, Insieme delle Persone TV, nuovo modo di concepire l'informazione, abbiamo messo dentro di tutto dal nostro quotidiano online, regolarmente registrato, il Sestante News, ci sono le notizie la mattina, il nostro TG delle 13, l'opinione la sera e il nostro pezzo forte, ovviamente il nostro talk show il mercoledì e giovedì, in attesa di fare qualcos'altro nei prossimi mesi, se ce lo concederanno. Bene, ricordate Insieme delle Persone TV, mettete mi piace sulla pagina Facebook e anche iscrivetevi al canale YouTube. Allora, Mortatello, continuiamo il discorso, poi ovviamente chiediamo a Vincenzo Forte di prendere appunti, poi si segni, però attenzione che io sequestro i fogliettini, voi lo sa che se vedo dei fogliettini che se ne copia... No, niente fogli. Prego, allora, tornando al ragionamento che ho fatto, io credo che sia stato anche, rispetto a una prima fase dove soprattutto chi era all'opposizione diceva tutto il contrario di tutti, si è arrivati a un momento in cui c'è stato da un lato un senso di responsabilità che ha coalizzato l'incoalizzabile fino a pochi mesi fa, dall'altro la tematica dei soldi che arrivano dall'Europa che tutti vogliono gestire, per cui come bisogna essere onesti a dire che per opportunismo politico c'è chi sta all'opposizione, l'estrema destra e l'estrema sinistra, bisogna anche dire che i soldi uniscono ciò che il buon senso non ha unito nella prima fase della pandemia, a differenza della Germania e di altri stati europei, ma è inutile che guardiamo sempre all'estero quando abbiamo tante volte noi da insegnare a loro. Arrivo a dire una cosa, perché quando sento parlare esclusivamente la nostra classe politica di ristori, indennizi, le cose vanno male, c'è un po' un'esaltazione del declino. Quello che manca è capire cosa faremo con queste risorse, è capire che l'Italia, con l'assetto istituzionale che ha ora, non può riproporsi per un nuovo futuro, e di questo non ne parla nessuno. Ed è qui che secondo me misuriamo tutto il livello politico che non c'è, non esistono più le classi di partito, non esistono più i pensieri ideali, non dico ideologici. Perché io dico una cosa, va bene pensare ai vaccini, a silurare Arcuri, a pensare agli indennizi, ma ha ancora senso parlare in Italia di 20 regioni? Ha ancora senso parlare in Italia di un muro contro muro, ad esempio sul tema della sanità tra Stato centrale e regioni? Non c'è da inseguire un modello federalista veramente produttivo che vada a tagliare la spesa pubblica? Cioè, sono anche questi temi che secondo me andrebbero affrontati, e credo che una persona che ha più reputazione a livello europeo come Draghi, perché a differenza di Conte, Draghi basta che alzi il telefono ed è in contatto con tutte le elite politiche economiche europee. Io spero che un profilo di alto spessore come Draghi, che piace molto anche alla destra, perché insomma le fortune di Draghi nascono non certo con governi di centrosinistra, da un punto di vista professionale, non? Sia anche quella di dare il là per un riassetto istituzionale della nostra patria, però, perché è questo che manca. Pasquale, c'è anche un problema organizzativo, cioè uno pensa ai soldi che arrivano dalla Recovery Fund, come arriva il bonifico e subito ci si mette a spendere. Devono passare autorizzazioni, progetti, attuazioni di progetti, quindi saranno cose anche lunghe. Entro aprile lo Stato italiano deve presentare i progetti alla Comunità Europea. I soldi arriveranno a settembre, però non è che dopo il 1° settembre arrivano i soldi, il 2 settembre abbiamo già speso. Dobbiamo mettere in campo Mortandello, lo Stato italiano è burocrate. Dobbiamo mettere in campo una cabina di regia di persone competenti. Ed ecco qui che volevo ritornare sul discorso all'amico di Fratelli d'Italia. Questo governo non nasce dalla visione ottusa di alcuni politici, nasce da un fallimento di un governo precedente.
Di 3 governi precedenti. Di 3 governi precedenti. Non di uno. Cosa abbiamo fatto l'estate scorsa? Siamo corsi dietro ai banchi a rotelle, siamo corsi dietro alle primule del commissario, non abbiamo pensato a quelle che erano le prospettive per la nostra Non c'è nazione. stata alcuna programmazione. Non c'è stata alcuna programmazione, nessuna prospettiva. Io penso gli attori sono gli stessi. Gli attori sono gli stessi, ma abbiamo un regista nuovo. Il partito anche di Forza Italia che rappresento è entrato in questa maggioranza proprio per tentare di moderare e di riuscire a calibrare su un aspetto più centrista, meno all'estremità, è riuscito proprio in questa maniera e i nostri ministri stanno portando avanti dalla mattina alla sera questi obiettivi. Mi dispiace che Fratelli d'Italia non sia entrata in questo governo. C'era bisogno anche della vostra azione. C'era bisogno di un governo. Pasquale, ma chi lo faceva l'opposizione? Io? Cioè, ma c'è anche una questione di coerenza. No, non è questione di coerenza. Siamo in miei. Allora, dobbiamo dire ai cittadini che siamo in un momento di emergenza. E il momento di emergenza si affronta tutti insieme. Forse il governo, con sia quello senso di passato e quello attuale, che non si è accorto con che siamo in senso un di momento di responsabilità. emergenza. Non possiamo andare a dire ai cittadini: io sono di Fratelli d'Italia e ho la soluzione ai problemi. I problemi si risolvono in Parlamento con le giuste professionalità. In politica, con la scusa del senso di responsabilità, è stato fatto di tutto in questo paese. Quindi il senso di responsabilità bene, ma infatti il senso di responsabilità di Fratelli d'Italia è quello di aver chiarito sin dall'inizio che noi siamo all'opposizione cercando di portare avanti una forma di opposizione responsabile. Noi abbiamo detto che qualsiasi provvedimento dovesse rispondere alle esigenze concrete dei cittadini italiani, Fratelli d'Italia è pronto a sostenerlo. Però nel momento in cui dovessimo vedere che questo governo non è altro che la copia del precedente, magari anche con altre peggiori storture, considerato le diverse forze politiche che cercano di andare d'accordo in una compagine abbastanza litigiosa, e già ne abbiamo avuto qualche dimostrazione, allora saremo pronti lì a far notare quali sono le criticità di questo governo, ma lo facciamo per garantire agli italiani delle risposte. Mi piace molto meglio la sua posizione. In un momento di emergenza, ma ci deve essere un'opposizione in un momento di emergenza, perché per... altrimenti veramente diciamo che va tutto bene, andiamo tutti d'accordo, ma poi in realtà non è così, perché poi ci si fossilizza sulle questioni di realpolitik e quindi di gestione di equilibri interni di un governo per magari poi arrivare anche alla spartizione di potere, poltrone e quant'altro, e si perde di vista qual è l'elemento centrale e focale del momento che stiamo vivendo, che è appunto cercare di tirare fuori il paese da questo momento di disastro economico e sociale. Ricordiamo a casa 049 63 11 11 per chi volesse fare un intervento, una domanda a quello che è. Voglio sentire Stoppato, voi giovani oggi additati a quest'estate come gli untori, la movida, è colpa vostra che il Covid cresce, invece oggi state pagando in prima persona il prezzo della chiusura, perché avete didattica a distanza, studenti universitari che non hanno mai frequentato, mai visto neanche un'aula di università, chiusi in casa, senza attività sportive, una didattica a distanza che ovviamente ha i suoi limiti, mentre, mi fa notare una mia amica professionista, mentre i vecchietti o quelli che hanno una certa età, cappellino sportivo, bicicletta, tuta, vanno in giro in bicicletta a fare le passeggiate e attività sportive. Quindi forse non abbiamo capito niente di questa cosa qua, perché come mai c'è questa distorsione? Stoppato. Ma allora, innanzitutto sono convinto che i giovani, come tutto il resto della società, abbia bisogno di ripartire alla grande e velocemente. I giovani sono un riflesso della società, stanno bene se la società sta bene, stanno male se la società sta male. E ci sono delle priorità tutte legate ai vaccini, vero? Perché ora di finire di fare gli schizzinosi, non c'è vaccino di serie A e di serie B, basta che funzionino, i vaccini vanno fatti e la popolazione deve essere vaccinata per tornare il più velocemente possibile alla normalità. E è chiaro che, come detto, vanno delle priorità. Gli insegnanti devono essere vaccinati
tutte le persone che lavorano a contatto nelle scuole devono essere vaccinate in modo da poter riprendere il prima possibile quella che è l'attività scolastica. E in seguito le forze dell'ordine ovviamente e i medici, ecco, o chi lavora in ospedale. Queste sono le cose fondamentali e dopo si va a seguire a scala su tutto il resto della popolazione. È importantissimo, soprattutto visto che è stato parlato delle attività sportive, è stato toccato anche questo tasto, avere dei ristori, perché sì, noi veneti siamo qua pronti a tornare a lavorare, a rimboccarci le maniche, però ci sono realtà, come ho citato le attività sportive, però assolutamente c'è anche tutto il mondo del turismo e della ristorazione, dei bar, che deve essere aiutato, perché qua stanno chiudendo aziende ogni giorno, ogni ora. Benissimo, grazie Stoppato. Adesso Mortandello, no, il senso è chiaro, perché comunque, ripeto, voi giovani siete forse veramente, io vi ho sempre messo, lei lo sa che occupa la poltrona dei giovani da settembre, ogni puntata ha un giovanissimo della politica, però credo che giustamente state pagando anche voi il prezzo più alto a livello sociale, a livello psicologico di questa pandemia. Allora, Sindaco Mortandello, le illustro una situazione e così lei magari la commentiamo assieme. A Nagni, La Stampa, un giornalista oggi, o ieri, adesso non mi ricordo, ha scoperto che in un'azienda, cioè dal secondo polo produttivo dell'AstraZeneca, in Italia, vicino Roma, quindi a Nagni vicino Roma, c'erano 30 milioni di dosi di vaccino pronte per essere esportate fuori dall'Europa, quando fino ad oggi, dal 27 dicembre al ieri, AstraZeneca ha dato solo 27 milioni di dosi all'Europa, su 120 milioni promesse. Adesso lei mi dice, per favore, rappresentante anche del mondo istituzionale, avendo un ruolo da sindaco, dov'è lo Stato italiano? Cioè noi abbiamo avuto un produttore privato dietro l'angolo e non siamo stati in grado di capire che aveva la maggior parte del serbatoio dei vaccini di tutta Europa e anche del mondo. Allora, risposta, dov'è lo Stato italiano? Fortunatamente, grazie all'imbeccata dell'Europa, li abbiamo beccati. Però io dico, alzando un po' il livello, che questo è il risultato di aver inseguito un tipo di economia ultraliberista che ha creato dei colossi multinazionali che dettano l'agenda politica ai partiti e agli stati. Allora io dico, ritroviamo in questa quindi situazione... c'è il regime di Putin allora? No, Putin è un altro, insomma, i regimi dittatoriali non ci piacciono, ma dobbiamo far tornare alla politica il primato. Non esiste che una multinazionale, come succede anche in altre parti del mondo, possa influenzare governi, possa influenzare la vita delle persone. Deve essere l'autodeterminazione delle persone attraverso la politica a determinare gli equilibri. Quindi, dal mio punto di vista, un modello ultraliberista che abbiamo inseguito almeno in Italia, almeno negli ultimi 30 anni, va completamente rivisto. Dobbiamo mettere al centro le persone negli stati e ridare dignità alla politica, che non deve essere influenzata dai grandi capitali, deve essere influenzata dalle idee. E poi deve emergere veramente una classe politica che non sia portata avanti, penso anche allo scandalo Philip Morris, quindi ci sono dentro tutti anche i puri dei Movimenti 5 Stelle, perché Nenni diceva a forza di fare il puro arriva sempre uno più puro che ti è pura. Quindi dobbiamo partire da un presupposto che questa pandemia ci dà l'occasione di ridefinire anche un modello economico. Il capitalismo spinto che arriva ad essere ultraliberismo va assolutamente bloccato e per fare questo ci vuole la politica. Ci vogliono gli stati, ma a mio modo di vedere in un contesto geopolitico sempre più competitivo dove la forza si misura con gli eserciti, dobbiamo partire da un presupposto che c'è un'Unione Europea, che è la nostra salvezza, che va ridefinita nella sua struttura e che va dotata anche di un esercito. Sentiamo forte. Da questo punto di vista ho condiviso totalmente l'intervento fino all'ultima parte, perché qui sul fatto che l'Europa ci salva. Per un semplice motivo, perché in questa partita della questione della gestione dei contratti con le case farmaceutiche e AstraZeneca in primis,
È l'Europa che ha gestito questa partita, è l'Europa che doveva appunto politicamente occuparsi in via prioritaria del benessere dei cittadini, quindi doveva, scusate il termine, prendere per le orecchie le case farmaceutiche che si permettono appunto di giocare al libero mercato senza alcuna regola, doveva prenderle per le orecchie e farsi consegnare i quantitativi previsti dal contratto. Qui non è tanto lo Stato italiano che ha sbagliato, qui c'è una questione della scarsa influenza politica del gigante europeo sovranazionale che poi alla fine però, avendo delegato tutto a una funzionaria fondamentalmente, la gestione degli appalti con le case farmaceutiche per l'approvvigionamento del vaccino, non ha la forza politica per andare ad imporre a queste multinazionali, che sono dei mostri che sfuggono a qualsiasi regola in nome del libero mercato, non ha la capacità di andare a imporre la politica e il suo ruolo, che è quello prioritario di difendere il diritto dei cittadini, primo tra tutti il diritto alla salute. Quindi questo è il problema che si è verificato. E infatti proprio ieri l'Unione Europea continuava a discutere con AstraZeneca sulla questione della consegna dei quantitativi previsti che già avrebbero dovuto essere consegnati. Cioè questo è il problema. Sì, hanno cambiato, poi AstraZeneca ha cambiato versione, prima ha detto che si era capito che erano destinati per ex UE, ex Europa, quindi Inghilterra e paesi in via di sviluppo, poveri, e poi ha cambiato versione. Un sussulto d'orgoglio di questo governo Draghi è stato bloccare in maniera simbolica quelle 250.000 dosi destinate all'Australia. In un sussulto d'orgoglio questo glielo riconosco. Così ci siamo inimicati tutti gli australiani, abbiamo fatto e ce ne faremo una ragione. Una brutta figura. Lombardi. Ce ne faremo una ragione. Sì, vuole aggiungere, Pasquale, vuole aggiungere qualcosa? Ma effettivamente questo è un capitolo abbastanza indecoroso della nostra Unione Europea. Il commissario mi sembra belga ha riferito allo Stato italiano che nel stabilimento di Anagni ci fossero questi presunti vaccini di... Sì, ma ce l'aveva dietro Roma Anagni, cioè 2 sono i poli dell'AstraZeneca, uno in Belgio e uno in Italia. È possibile che uno Stato non è stato in grado di verificare che cosa stavano facendo? Qui, cioè, veramente cosa manca allo Stato italiano o manca la Comunità Europea? Qui ha mancato in primis la Comunità Europea, che probabilmente non ci passa le informazioni veritiere e non ci tratta secondo la nostra dignità. Basta vedere il foglio del contratto esposto dall'onorevole francese, tutto cancellato. Non vorrei nemmeno che AstraZeneca ci usi come magazzino dove mettere le dosi un po' particolari e le mettiamo in Italia. Questo è sinonimo, a mio avviso, di poca correttezza di una casa farmaceutica nei confronti non solo degli italiani, ma anche degli europei. Magari ha fatto ricerca con i soldi tutti. Che magari non hanno in faccia a nessuno. Abbiamo firmato i pre-contratti versando fiumi di denaro a queste case farmaceutiche. Ecco, voglio sentire Taverna, lo spunto di Mortandello, dottoressa Taverna, molto interessante, quindi ci apprestiamo ad affrontare una pianificazione di investimenti importanti. Io sono mesi che dico che la pandemia finirà nel momento in cui arriveranno i soldi, per una questione chimica, fisica e finanziaria e astrologica, ma a parte la battuta rimane comunque il fatto che comunque l'Italia è fondamentalmente burocrate, quindi come corriamo il rischio di spendere questi soldi con la farraginosità degli interventi. Ce ne dico solo una: io conosco delle persone che lavorano per autostrade e mi hanno riferito che adesso tutte le attività di manutenzione sono finite nel vicolo cieco del Ministero e non escono più da lì, quindi è un esempio. Noi magari pensiamo che quando arriveranno i soldi le cose cambieranno il giorno dopo, invece purtroppo abbiamo ancora un'Italia burocrate. Però devo, in attesa della sua risposta, devo sentire una telefonata da casa. Pronto? Chi parla? Sì, buonasera, sono Luciano Dorella da Castelfranco. Sì, buonasera Luciano. Prego. Niente, volevo dire, concordo con il sindaco di Montegrotto, Mortandello, perché giustamente il discorso che dell'Europa dobbiamo capire una cosa anche molto semplice. L'Europa insieme alla Russia fa 650 milioni di abitanti, insieme all'America facciamo 1 miliardo e qualcosina in più di abitanti, ma la Terra ha attualmente 8 miliardi di persone, quindi è chiaro che dobbiamo avere
un'Europa e un centro molto più forte, chiaramente nel rispetto di tutti i popoli, ovviamente dell'Unione Europea e anche dell'identità, perché visto che sono un fautore dell'identità. Però se non c'è questa unione, se non ci sono gli obiettivi comuni, cioè il mondo ha altri 7 miliardi di abitanti, noi siamo solo un settimo, quindi veramente è un problema se non capiamo bene le cose. Grazie. Grazie Luciano da Castelfranco. Taverna, allora se vuole... L'argomento è complesso, la riflessione è interessante. Sì, l'argomento è molto complesso. Devo dire che quest'ultima telefonata però secondo me è interessante, nel senso che condivido tutto quello che ha detto il sindaco di Montegrotto, ovviamente. C'è la necessità di ripensare un modello economico che è stato fondato sulla globalizzazione e che non ha fatto altro che ampliare il divario tra i più poveri e i più ricchi del mondo, quindi sicuramente questo tema, però quello che diceva l'ascoltatore e il telespettatore è altrettanto vero, cioè vogliamo immaginare di combattere questo modello economico da soli come Italia? Non credo che sia sensato né ipotizzabile che si possa in alcun modo perseguire un risultato positivo in questo senso da soli. Bisogna giocare nel campo dell'Europa, cambiare per quanto possibile, continuare a cambiare per quanto possibile l'Europa, perché abbiamo visto che comunque durante la crisi pandemica i criteri europei legati ai bilanci sono completamente, si sono ovviamente necessariamente modificati, però i primi commenti e i commenti anche sul futuro sono quelli basta l'austerity europea, non possiamo più permetterci di costringere gli stati all'austerità per tenere in piedi un modello europeo che fino all'anno scorso si è dimostrato fallimentare. Per quanto riguarda solo due cose sui vaccini, questi vaccini sono stati scoperti per una ispezione delle autorità europee autorizzate a farla, ovviamente nessun italiano avrebbe potuto entrare in quella fabbrica a chiedere e a ottenere quello che l'Unione Europea è riuscita a ottenere, e quindi benissimo che ci sia andata l'Europa, che d'altro canto ha gestito l'acquisto di questi medicinali, benissimo che siano stati trovati. Io credo che ci si debba aspettare che almeno una parte, se non la gran parte di questi vaccini rimangano in Europa. Sì, no, ma dispiace che sia la stampa, che sia stata la stampa a tirare fuori questi argomenti. No, però la notizia è stata data dall'Unione Europea e comunicata all'Italia, e poi probabilmente in un tempo che a quel punto è stato quasi coincidente, Palazzo Chigi ha annunciato e confermato questa notizia e la stampa l'aveva probabilmente anticipata di pochi secondi, ma il tema non è chi l'ha fatto per prima, il tema è ci sono queste dosi, si valuterà, dopodiché, come qualcuno ha detto, sono stati fatti dei pre-contratti e i termini quantitativi di quei contratti difficilmente sarebbero stati, si sarebbe potuto definirli, perché quando sono stati fatti i contratti non si sapeva neanche qual era la produttività e la capacità produttiva, quali però altre nazioni si sono difese bene. La società è una società anglo-svedese, l'Inghilterra è fuori dall'Europa, la Svezia è dentro, quindi lo so. Andreoli, le cose sono molto, molto complicate. Molto complicate. Che si debba rivedere il modello economico che ha governato, se non il mondo, almeno l'Europa in questi ultimi decenni, io ovviamente sono assolutamente d'accordo. Ecco, Andreoli, io ho fatto una riflessione la scorsa settimana con le mie rubriche fatalità. A un certo punto si parlava di avvicinamento, Van der Leyen ha detto stiamo valutando lo Sputnik, l'EMA potrebbe andare a parlare con Putin, sapendo che ovviamente c'erano varie questioni aperte, la Crimea, ricordiamocelo, oggetto di discussione con l'Ucraina, Navalny, l'oppositore che è stato avvelenato, quindi altre problematiche sociali, e ovviamente dopo 3 giorni
io questa cosa l'ho messa in evidenza, dopo 3 giorni Biden ha parlato di Putin come un bandito, un delinquente, un assassino, ha usato dei termini molto forti. Abbiamo parlato anche con George Lombardi, che è un manager di Trump, che ha seguito la sua campagna elettorale, e alla fine, dopo 2 giorni ancora, van der Leyen, ci stiamo avvicinando all'America per i vaccini. Quindi questa Europa, nano-politico, che non riesce ad avvicinarsi, ha paura di avvicinarsi alla Russia, e subito Biden gli ha tirato le orecchie, e poi ancora siamo tornati sotto l'ombrello protettivo dell'America. Un'Europa potente che però non riesce ad essere potente ed è un nano politico. Andreoli. Sì, noi europei, diciamo, da questo punto di vista siamo evidentemente schiacciati fra diversi colossi, non solo quello americano, quello russo, ma anche quello cinese, che diciamo è da dove è nato il problema, tra le altre cose. Quindi sì, io non ho molto interesse personalmente per queste bagarre dialettiche fra i due personaggi che lei ha citato. Io guardo un po' quello che l'Europa ha dimostrato di non essere all'altezza di fare, perché ho l'impressione veramente che ci sia stato troppo pressapochismo quando è stato il momento di firmare i contratti, anche quella clausola sui ritardi calcolati sulla base trimestrale ha permesso a qualcuno di fare dei ragionamenti probabilmente di economicità, per cui si è giocato un po' a guardare i propri interessi e non la salute collettiva. In questo senso l'Europa non ha fatto un buon lavoro e un buon servizio per i suoi cittadini. Io vedo la Gran Bretagna, ma anche gli Stati Uniti, che è arrivata, mi pare, 130 milioni di vaccinati, circa un terzo della popolazione. Chi ha potuto andare per conto proprio, in questo caso ha potuto fare prima e ha fatto forse anche meglio. La Lega, lo sapete, ha una visione federalista della società, dello Stato, e anche l'Europa. Centralizzare tutto, a mio avviso, rallenta e toglie anche molti stimoli. Io cercherei a questo punto insomma, io spererei che arrivino i vaccini. Io mi ripeto su questo, perché il Veneto magari è passato un po' sotto silenzio questa cosa, ma il Veneto è la seconda regione d'Italia per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. Questo significa che appena arrivano i vaccini, noi in poche settimane li facciamo tutti. La Taverna non è d'accordo, Andreoli, mi sembra che la Taverna non è d'accordo su questa cosa dei vaccinati, perché io ho letto delle statistiche, non è che abbiamo vaccinato, i vaccini sono il 73%, il 74% delle dosi consegnate poi alla fine, quindi Taverna ha detto in conferenza stampa che siamo la seconda regione se si fa rapporto tra i cittadini vaccinati e abitanti di quella regione. I dati sono questi, poi ognuno vuole leggerli come vuole, non è un problema. L'importante è che speriamo che arrivino in fretta. Il Veneto si è dimostrato un'eccellenza, permettetemi di dirlo, in questo caso anche Verona, perché oggi c'è stata la sperimentazione della terapia, diciamo della cura con gli anticorpi monoclonali all'ospedale di Borgo Roma, e ha dato sul paziente in questione, ha dato ottimi risultati. Adesso aspettiamo un paio di giorni per vedere l'evoluzione del quadro, se la persona, diciamo, interessata esce dalla malattia, perché questa sicuramente è un'altra buona notizia. Prevenire è meglio che curare, però anche curare bene non è male. Per quanto riguarda l'Europa, speriamo che ci finanzi i progetti giusti, perché il Recovery Fund, ha detto anche Next Generation EU, guarda appunto alle prossime generazioni. Noi dobbiamo rilanciare per il futuro, per le nostre generazioni. Qua c'è anche l'amico Mattia Stoppato. Di solito dopo un crollo in borsa c'è sempre il rimbalzo che ti fa risalire più in alto di doveri quando sei crollato. Io la voglio vedere così. Abbiamo la possibilità di attingere a 270 miliardi di euro circa, possiamo fare digitalizzazione e sburocratizzare questo paese che
nell'accesso agli atti di un sacco di pratiche è lentissimo, parlo anche proprio per la mia zona, il comune di Verona e dintorni, spesso riscontro problemi, sono ingegnere, quindi nel mio lavoro vedo che qualcosa non va. Poi la ricerca, l'innovazione tecnologica, perché la competitività futura viene da lì, l'energia, avremo bisogno sempre più di energia pulita e di consumare meno. Se devo salvare una cosa del governo precedente, salvo il super bonus, cerchiamo di spalmarlo negli anni a venire, cerchiamo di renderlo più accessibile per tutti, perché quello è un provvedimento che può veramente trasformare un paese. L'economia circolare, il disinquinamento da PM10, siamo in sanzione europea, il risparmio idrico, noi intercettiamo solo il 10-11% dell'acqua piovana e dobbiamo pensare che un giorno potrà essere un grandissimo problema la mancanza di acqua. Abbiamo un'occasione eccezionale adesso, dobbiamo produrre, e lo faremo come Veneto, progetti eccezionali allo stesso livello per poter essere finanziati. Benissimo, benissimo. Temo benissimo. No, il messaggio è chiaro e anche costruttivo, ingegnere, però temo che questo governo fatto di persone che amano la poltrona, burocrati, perché ricordiamoci che la base è un governo, bisogna dirlo, cioè la base di partenza, il piedistallo su cui si è impostato il governo Draghi prevede la stessa composizione del governo precedente, quindi solo si sono aggiunti altri. Quindi se hanno litigato per spartirsi i soldi, e meno male che Renzi ha staccato la spina, chissà cosa succederà a settembre quando poi i soldi cominceranno ad essere erogati forte. Deciderà Draghi. Cioè, il governo Draghi nasce proprio per questo, nasce perché Draghi vuole mettere in sicurezza la gestione di queste risorse. Però da come si parla di questo recovery fund mi sembra un po' come l'eredità dello zio d'America che tutti aspettano per poter poi darsi alla pazza gioia. In realtà il recovery fund, e diceva bene prima il sindaco, cioè bisogna stare attenti perché con il nostro assetto istituzionale, il nostro assetto anche di forte burocrazia, dobbiamo poi essere in grado di investirli quei soldi, bisogna essere in grado poi di far fronte alle condizionalità alle quali sono sottoposti quelle risorse. Quindi da questo punto di vista bisogna programmare, bisogna progettare, perché non sono soldi di spesa corrente che vengono messi in circolo a mo' di ristori o di bonus, ma sono soldi legati a determinate progettualità che servono per efficientare il Paese su diversi settori, dalla digitalizzazione alla cosiddetta transizione ecologica. Quindi vediamo che cosa succederà e che cosa saremo in grado di fare da quel punto di vista. E poi bisogna tenere anche in conto una cosa, che tutti i soldi del Recovery Fund vanno utilizzati per progetti che devono essere chiusi entro il 2025, quindi bisogna stare attenti anche a capire, anche con le tempistiche con cui in Italia si realizzano le opere, si progettano e poi dopo si allungano a dismisura. Quindi eviterei di pensare che quelle risorse siano la panacea di tutti i mali, ma dovremmo da oggi rimboccarci le maniche per permettere appunto ai nostri imprenditori di cominciare a lavorare, perché significa creare reddito, creare occupazione e quindi mettere in sicurezza anche le famiglie italiane che possono godere di un reddito dignitoso derivante dal lavoro, e l'impresa è il tessuto che ci permette di ottenere questa ricchezza, quindi dovremmo concentrarci su quello e il Recovery Fund gestirla come un'operazione di risorse straordinarie legate comunque a delle condizionalità, perché se abbiamo ottenuto quel plafond di risorse è perché la nostra condizione non è positiva, perché altrimenti l'Unione Europea avrebbe previsto un plafond più ridotto di risorse economiche. Quindi non è che siamo bravi o perché Conte è stato bravo ad andare a trattare, no, semplicemente le condizioni economiche del Paese sono peggiori rispetto a quelle di altri paesi dell'area europea e quindi abbiamo ottenuto la possibilità di ottenere quelle risorse. Da questo suo ragionamento nascerebbe il sospetto che sia voluta questa sofferenza che sia procrastinata nel tempo proprio per ottenere più fondi, allora lei mi vuol dire in sostanza? No, anzi, cioè il problema non è questo, il problema non è che la sofferenza è voluta, la sofferenza si è verificata anche per incapacità poi gestionale delle questioni relative soprattutto poi all'emergenza del coronavirus, ma comunque questi soldi ci permetteranno poi all'Unione Europea di venire a sottrarci ancora più sovranità per garantire poi le clausole di condizionalità a cui sono sottoposti questi fondi. Questo è un dato di fatto. Sì, io non mi soffermo molto più sul recovery. Io dico solamente che le nostre persone e la nostra popolazione ha bisogno di una cosa, di vaccini e di sentire una voce di speranza. Io questo sento
negli imprenditori, nella popolazione di tutti i giorni, di tutte le persone che mi si avvicinano. Parlate di vaccini, ok, e la prima cosa è mettere in sicurezza i nostri anziani. Come ha detto Zaia, in questi giorni si dovranno vaccinare tutte le persone che hanno dagli 80 in su, mettiamoli in sicurezza, perché i nostri anziani in questo momento sono anche coloro che ci garantiscono che stanno a casa con i nostri figli, che fanno la DAD con i nostri figli. I nostri nonni hanno imparato ad accendere un microfono, hanno imparato ad accendere una telecamera. Mettiamo in sicurezza i nonni, prima cosa, e mettiamo in sicurezza la scuola. Questo io chiedo. Dopodiché incominciamo a vaccinare in maniera tale che per i primi di giugno siamo pronti a ripartire con l'economia. Io sono un dipendente pubblico. Se le nostre aziende non pagano tasse, non hanno commercio, i nostri bar non funzionano, chi pagherà lo stipendio del consigliere Pasquali? Non lo pagherà assolutamente nessuno. Noi dobbiamo far ripartire l'economia e dobbiamo dare speranza alle nostre imprese. Altrimenti parliamo di vaccini, parliamo di disgrazie, parliamo di Europa che vuole metterci un cappello e decidere tutto lei. No, io dico ripartiamo, diamo fiducia ai nostri imprenditori, diamo fiducia alla nostra economia. Questo è quello che chiedo. Non parliamo sempre in negativo, incominciamo a parlare positivo. Dal 1° di giugno dovremo essere in grado di poter correre ancora con la nostra mascherina, ancora con le nostre dispositivi. Benissimo. Sono anche noi qui in questa trasmissione da un anno che difendiamo le imprese, speriamo di essere ascoltati. Taverna, un flash da 30 secondi, ce la fa? Su cosa? Sulla questione? No, cioè, le faccio una domanda, no. È d'accordo sulla Sì, DAD ecco. e i bambini di 2 anni e mezzo? È d'accordo sulla DAD e i bambini di 2 anni e mezzo? Lei che insomma si intende anche di queste cose? No, più che altro ho 3 figli, più che altro. Esatto. Dunque, gestire dei bambini molto piccoli che seguono la DAD è sicuramente complicato ed è anche difficile, oltre che gestirli, anche che loro stessi la seguano. Devo dire però che soprattutto le varianti, le ultime le varianti, quella inglese e anche quella sudafricana, si sono diffuse molto di più nella popolazione scolastica, nei bambini, di quanto non fosse successo prima. Per cui io temo che almeno questo periodo di DAD forse è stato necessario. È chiaro Benissimo. che mentre gli Dobbiamo studenti più grandi riescono a gestirla, i piccoli è decisamente complicato, però Decisamente, mi aggiungo anch'io sul decisamente. Emanuele Pasquali, consigliere comunale Cavarzere, provincia di Venezia, funzionario turismo, comune di Chioggia, Venezia, Forza Italia. Vincenzo Forte, membro dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia Vicenza. Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme Padova, segretario regionale PSI. La dottoressa Alessandra Taverna, Partito Democratico Venezia. L'ingegner Marco Andreoli, consigliere regionale Veneto, presidente della terza commissione Lega da Verona, e da San Giovanni di Lupatolo, provincia di Verona, il vice coordinatore di Lega Giovani Verona, Mattia Stoppato. Ringrazio tutti, anche le persone che hanno chiamato da casa, sempre numerose, sempre interessate a quello che diciamo. Vi aspetto domani ancora con Insieme delle Persone. Una cosa è chiara, la nostra trasmissione non ha nessuna intenzione di mollare. Noi saremo sempre qui a vedere cosa succede e a valutare le azioni di governo. A domani, grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica